Con Giorgio Sonis, cantina Antichi Sapori, qua è iniziato tutto alla Nusei, alla grande, Sagra delle Ciliegie e via. Sì, io allora ve lo dico chiaro e tondo, faccio parte della Proloco da 12 anni, ho fatto 5 anni il consigliere in Proloco, abbiamo finito adesso l'anno scorso, adesso c'è un nuovo gruppo bellissimo, omogeneo, ha fatto una bellissima festa quest'anno, sembra che stia riuscendo alla grande, le persone sono molto contente. Devo dire che forse è uno degli anni che ho visto molta gente, però lentamente, non tutta assieme così da confusione eccetera. Poi noi abbiamo fatto la nostra cantina Antichi Sapori, se volete vi do il menù. Inizia con la carne di cinghiale presa sui monti del Gennargeto dalla compagnia di Mauro Piras, tutta registrata in ASL correttamente. Poi abbiamo ormallo reddoso, classica pasta fatta in casa al sugo di capra. Poi abbiamo sissipulas, che sono delle frittelle fatte con porro e con del formaggio acido che si chiama casevita. Poi abbiamo ancora l'agnello delle nostre terre, dei nostri prodotti locali, l'agnellino giovane fatto con piselli. Poi abbiamo ancora il pane che è fatto in casa, tutto regolarizzato ASL, perché è fatto dal panificio Ferreli di Lanusei. Il vino modestamente dicono che sia molto buono, produzione Giorgio Sonis, quindi più di questo non posso dirvi. L'acqua che stiamo offrendo è di una delle fonti più belle del nostro parco Selene, il posto si chiama Maria Ausiliatrice, è la zona, che è un parco di Lecce enorme, bellissimo, splendido. Infatti stasera c'era molta gente che riempiva l'acqua perché è un'acqua che sgorga. Quest'anno è stata una bellissima annata, come riempire le vene fontanifere, le ha riempite bene, quindi abbiamo le ciliegie splendide. Non so se ve le hanno fatte assaggiare, ma noi ve le facciamo assaggiare. Aggiungo che abbiamo fatto un dolce, il plin plin classico, però noi abbiamo aperto la ciliegia, tolto il torsolo, messa dentro, infornata, dove si fa il pane. È un prodotto molto buono, poi ve lo farò assaggiare, anche più di uno, anche la frittella che è buonissima. Poi ditemi voi cosa vi devo dire ancora, guardate questo splendido diciamo una scenario. cosa noi, c'è solo da dire buon appetito a sto punto. Sì signore, io vi auguro buon appetito e quindi siete invitati tutti quanti. Elisa, una cantina di sole femmine? Una cantina di sole femmine, sì. Abbiamo deciso 6 anni fa di aprire una cantina di sole ragazze per dimostrare un po' anche agli uomini che anche noi ci sappiamo fare, insomma. Cosa si mangia qua stasera? Allora, la nostra specialità già da qualche anno sono le lumache al sugo, sugo un pochino piccante, un sugo semplice fatto con un po' di aglio, alloro, pomodoro. Nient'altro, è un bel po' di peperoncino. Poi abbiamo il piatto alternativo perché non tutti sono amanti delle lumache, quindi cuciniamo anche la pecora con i piselli. Saluti da su Mangasino Is Femminas a Sardinian Life. Ciao Sardinian Life, siete grandissimi! Chef Mario, non c'è trippa per gatti. Allora la trippa c'è anche per i gatti. Benissimo, come si fa questa trippa? Questa trippa si fa con sedano, carote, cipolle, un po' di aglio e non deve mancare la menta. Cottura? Cottura intorno a 2 ore e mezza. 2 ore e mezza, 3 ore. Accompagnata con poi? Un buon vino, un buon cannonau. Ecco, perfetto, quindi quello non deve mai mancare. Siamo nella terra del cannonau. Benissimo. Allora, zio Mario. Pecorino, raccomando, il pecorino.
Davide Burchi, il sindaco, il primo cittadino di Lanusei. Il Movimento 5 Litri è nato tra un gruppo di amici 4 anni fa, l'abbiamo fatto anche per uno sfottò per la politica e per noi per un divertimento. A pranzo abbiamo fatto un pranzo tipico con piedini d'agnello, clurgioni tradizionali dell'Ogliastra, pane e vino, ciliegie e dolcetto. E stasera avremo a cena con il ticket della Prorocco avremo le ceci con le cotti, che è sempre un pasto tipico della zona, e finocchietti sardi e delle frattaglie fatte con cipolle alla veneta. Allora invitiamo tutti? Sì, siete tutti invitati dal Movimento 5 Litri alla cantina dei 5 Litri. Per il Movimento 5 Litri, hip hip!